Paul Helleu mentre dipinge con sua moglie. John Singer Sargent, 1889, olio su tela, Brooklyn, The Brooklyn Museum of Art. Il dipinto è realizzato nell'estate del 1889 sulle rive del fiume Avon, vicino a Fladbury, nel Worcestershire, dove i coniugi Helleu sono andati a fare visita a Sargent. Paul César Helleu è un pittore e incisore francese, suo amico, sin dal 1876, quando insieme a Monet frequentava la galleria di Durand-Ruel. I due personaggi sono perfettamente inseriti nella vegetazione, resa con rapide pennellate gialle e verdi, spezzate diagonalmente dalla barca a remi. In questo splendido ritratto en plein air, Sargent ha saputo caratterizzare con abilità il loro diverso atteggiamento. La febbrile concentrazione dell'artista, assorbito dalla pittura, si contrappone all'aria rilassata e un po' annoiata della moglie. Il quadro viene esposto nel 1890 a New York e a Filadelfia, facendo conoscere agli americani i progressi pittorici di Sargent vicini allo stile degli impressionisti. Fonte: Gli impressionisti Mondadori. Ringraziandovi, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it. Grazie per la visione e l'ascolto. Arrivederci al prossimo video.